Sposo appieno le tesi portate oggi, in particolar modo quelle del procuratore generale, il dottor Condorelli, che ha parlato di una nave che va contro gli scogli e c'è necessità di recuperare subito i motori per far modo che questa nave non si schianti. La nave è rappresentata dalla giustizia, una giustizia soprattutto in Veneto che vive le difficoltà di organici che ancora oggi non sono riconosciuti. Si è fatto qualcosa, però c'è da dire che rispetto a molte altre regioni giudiziarie questa regione ha gli organici scoperti e se non ci sono i giudici, se non ci sono i magistrati e non ci sono gli amministrativi, i delinquenti stanno in strada e non in galera. In questo quadro allarmante ha proseguito Zaia all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il Veneto è stata la prima regione italiana a mettere a disposizione gratis il proprio personale amministrativo per fronteggiare dove possibile le carenze negli uffici giudiziari. Ma oltre ai problemi nell'amministrazione della giustizia, l'altro argomento del giorno riguarda le prossime elezioni comunali in Veneto. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, ha annunciato che a Verona, Padova e Belluno la Lega si presenterà senza Forza Italia. Quanto alle voci di uno Zaia candidato premier, sempre Salvini ha chiarito come i governatori Zaia e Maroni rappresentino il modello proposto dalla Lega per rilanciare l'Italia, aggiungendo però che Zaia candidato è una bufala giornalistica. Io, come ho sempre detto, mi occupo della regione e voglio portare a casa questi obiettivi che sono soprattutto rappresentati dall'autonomia e dal concludere delle grandi opere, penso alla Pedemontana. Dall'altro, quanto alle dichiarazioni, staremo poi a vedere nel proseguio. Posso solo confermare in questo momento che il nostro rapporto con Forza Italia è un rapporto assolutamente solidale, rispettoso dei programmi, tant'è vero che in regione si stanno facendo un sacco di cose.